Siamo partiti per tempo nel presentare l'avvio, insomma, di questa maratona che ci porterà fino al 12 di settembre, data d'inizio della Kermesse, presentando il logo, un logo che rafforza una parola che c'è sempre stata nelle immagini di Fluidoc, ovvero la parola DOC, qui rappresentata con colori e con dei disegni che rappresentano il nostro territorio, la nostra città in particolar modo, ma rappresentano un territorio nel senso di territorio friulano e regionale, con tutti i suoi prodotti e le sue peculiarità. Lei ha detto che le piacerebbe che Friuli Doc riacquisisse in qualche modo lo spirito originario. Che cosa vuol dire questo? Ma io ricordo ormai, molti anni fa che, Friuli-Doc era il momento per gli udinesi, ma per i friulani, per tornare, no, era il checkpoint dove, tu dicevi: "Ma insomma ci vediamo a Friuli-Doc". Ecco, mi piacerebbe che, questo richiamo, no, al senso di appartenenza, ma anche al senso di casa, di famiglia che rappresenta questa manifestazione, potesse essere riscoperto, quindi potesse ritornare ad essere un grande momento di aggregazione, ma un grande momento per riscoprire gli affetti e le amicizie più vere. Quindi una festa più friulana, diciamo così? Una festa che sicuramente deve stare al passo con i tempi, è una festa che sicuramente non è quella del 1994, ma non ne ha perso lo spirito originario, è una festa che vuole raccontare e vuole essere l'opportunità per raccontare quello che siamo e quello che siamo in grado di fare.